Sarà un intervento strutturale suddiviso in tre parti. Una prima interesserà le componenti interne ed esterne delle gallerie. La seconda vedrà il consolidamento delle difese a mare attraverso il potenziamento della scogliera per eliminare definitivamente tutte quelle problematiche legate alle mareggiate e alla conseguente chiusura forzata della viabilità. L'ultima sarà una verifica dell'intero versante a monte con interventi di potenziamento delle reti di contenimento e la realizzazione di un nuovo sistema antincendio. Ammonta ad oltre 2 milioni di euro il progetto definitivo per la riqualificazione delle gallerie di Sant'Anna lungo l'Aurelia tra Lavagna e Seste Levante. L'intervento approvato da ANAS in queste settimane, se non ci saranno ostacoli al termine dell'aggiudicazione della gara di appalto già bandita e di cui si aspetta solo la chiusura, prenderà il via a settembre. A confermarlo il capo compartimento per la Liguria di ANAS, l'ingegner Salvatore Campione. La società, è sua la competenza di quel tratto di strada, ha elaborato il progetto definitivo sulla base delle richieste formulate dagli enti locali, in primis il comune di Seste Levante, in occasione degli incontri che si erano susseguiti al periodo di chiusura delle gallerie nel gennaio del 2018. Proprio in occasione della grossa frana che aveva interessato il versante, messo in sicurezza dopo un lungo e complicato lavoro di disgaggio dei massi pericolanti e di posa delle reti di contenimento, era iniziato un percorso di confronto che si è andato concretizzando con la stesura di un progetto e il reperimento dei fondi necessari per realizzarlo. Ora dunque si è pronti a partire. Dei tre interventi previsti, il primo presumibilmente sarà quello che dovrebbe andare a risolvere una volta per tutte la problematica legata alla chiusura forzata della viabilità nei giorni di mare mosso. A questo proposito verrà potenziata la massicciata a ridosso del versante in modo da frenare la potenza delle onde che oggi invece invadono completamente la carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza di motociclisti e automobilisti. Una volta completata questa fase, la successiva sarà il ripristino delle strutture interne ed esterne. In cantiere il rifacimento delle pareti e delle coperture dei piloni in cemento armato deteriorati dall'azione del salino e del tempo. Nel contempo sarà effettuato un accurato lavoro di verifica e controllo delle reti di contenimento del versante. In ultimo sarà implementato un nuovo sistema antincendio che garantirà la sicurezza all'interno del tunnel. A questo proposito, giovedì prossimo in regione è stata convocata una conferenza dei servizi. Sul tavolo il progetto di una vasca di raccolta dell'acqua a servizio del nuovo impianto, da realizzarsi all'imbocco della galleria lato Seste Levante.